Che ne pensi di Ganci? È molto bella e mi sembra di sentire il profumo delle pietre. Ci Poi- dobbiamo tornare. Ma vedi questa stanza che bella? Sì, È meravigliosa. sì, E che tavolo, molto, gli molto. argenti, Sì, spettacolari. sì. Non mi aspettavo questa magnificenza a Ganci. È emozionante. In questo borgo ci devo tornare. Intanto che io preparo, e dovrà essere tutto perfetto per il 7, 8 e 9 agosto, vi invito a appunto venirmi a trovare a Gangi nella mia fantastica tavola e nel mio fantastico e glorioso evento. Così insieme possiamo un po' rientrare in quelle che erano le tradizioni di un tempo, al fine di riviverle insieme, grandi e più piccini. Mi raccomando, non mancate. Amici di Bella Sicilia, buonasera, ci troviamo nel salone di Palazzo Moccero all'interno della sede del Circolo Mazzini a Gangi. Qui avrà luogo da qui a qualche giorno il contratto che appunto riproduce il fidanzamento nobiliare di un tempo, fino 800, inizi 900. I signori che vedete sono alcuni dei personaggi che prenderanno parte al contratto, abbiamo una nobildonna, un nobiluomo e un'altra nobildonna che rappresenterà la sposa a distanza di qualche anno dal matrimonio nobiliare. Questo avrà luogo all'interno della Sagra della Spiga a Gangi, nell'ambito di quella settimana. Il contratto si svolgerà solo di mattina presso i locali del Circolo Mazzini e l'ingresso purtroppo sarà limitato in ragione degli spazi che sono limitati. Il pomeriggio invece tutti avranno la possibilità di assistere allo spettacolo all'interno di Memorie e Tradizioni, perché ci sarà una sezione che sarà dedicata proprio alla vita nobiliare di un tempo. Quali giorni? I giorni sono di Memorie e Tradizioni 7 e 8, il contratto invece sarà visibile al Circolo Mazzini 7, 8 e 9, la Sagra della Spiga solo giorno 9. Non ho dubbi. Vorrei prendere qualcosa per me. Un palazzo. Che dici? Sarebbe un'ottima idea. Siamo all'interno di Palazzo Moccero nel corso principale di Gangi. Vedete, questo è il salone affrescato meraviglioso. Attraverso quel medaglione è possibile desumere la data di fabbricazione del palazzo, perché la conformazione architettonica del santuario dello Spirito Santo, che è posto in basso, appunto ci consente di avere dei riferimenti specifici per poter dire che la data di costruzione del palazzo fu tra il 1840 e il 1865. Penso che sarà un bel matrimonio. Sì, anche se le nostre feste non sono inferiori. Sì, sicuramente, però dal primo impatto dovrebbe essere un bel matrimonio. Non sarà Notevole. all'altezza delle nostre, però magari. Sì. Ed incontriamo alcuni protagonisti. Buonasera. Buonasera, Parli del suo abito, di cosa interpreta. io sono la moglie del barone, nonché madre dello sposo. Ed indossa? Un abito tipico dell'epoca, ovviamente da baronessa. Cosa si prova in queste vesti? È emozionante e sicuramente si entra nel personaggio. Ci si immedesima totalmente. Sicuramente, io sono un nobile che è stato invitato al matrimonio e quindi devo partecipare a questo evento. L'eleganza, l'elevatura culturale, davvero tutto riempie poi di emozioni. E certo, Ed il suo abito è? il mio abito è l'abito tipico del nobile dell'epoca. E buonasera, il suo abito cosa interpreta? Io sono Caterina e il mio sposo si chiama Giuseppe. Ci siamo sposati circa 10 anni fa, non proprio per amore, ma più per convenienza, come poi vedrete anche voi se venite a vedere la manifestazione. E il mio abito è appunto un abito formale, quindi da nobildonna, però con un tocco di freschezza, in quanto nel mio caso si terrà in un giardino, quindi c'è questo scollo per appunto richiamare il giorno. Cosa si prova in questo abito e come si vivono questi momenti? Diciamo che sono abbastanza lontani dalla mia effettiva età, quindi un po' riviverli fa
potrei dire strano, anche se è emozionante perché comunque ti reimmedesima in come era un tempo, quindi ti fa un po' rivivere quegli anni. E quindi noi invitiamo tutti gli amici di Onda TV e Bella Sicilia a vivere questa esperienza quando e dove? 7 e 8 agosto qui a Gangi troverete il link dei biglietti nell'articolo pubblicato da Onda TV e nel sito della Proloco di Gangi. Invitiamo tutti a non perdere questo momento. E sicuramente è un momento da non perdere, 7, 8 e 9 il contratto qua al Circolo Mazzini di Gangi. Come ci salutiamo per il momento? Con quale modo si usava per il saluto un tempo? Lo rievochiamo adesso? Un cenno. Arrivederci. E noi salutiamo gli amici di Bella Sicilia, grazie per essere rimasti in nostra compagnia fino alla fine del video. Vi aspettiamo a Gangi per vivere questi emozionanti momenti. Grazie! Sono impaziente che arrivi questo 7, 8 e 9, quindi. Sicuramente sarà una bella manifestazione e speriamo che arrivi molta gente. Sono e sicura ci dia, che arriveranno numerosi, arriveranno anche per curiosare ovviamente. Comunque sicuramente sarà un bel evento.